Questa è Vittoria, 70.000 abitanti, la cittadina del Ragusano, capitale della sericoltura d'Italia. Qui, martedì mattina, Giovanni Guarascio, per non essere cacciato da quella che era casa sua, si è dato fuoco. Si è buttato la benzina addosso. Il poliziotto, per non farle fare, l'ha abbracciato, ma abbracciandolo lui aveva... Si è bruciato? No, l'ha abbracciato senza fiamme. Però lui aveva l'accendino. La benzina è colata in un braccio, ha buttato un colpo e si sono preso tutto il fuoco. Appena chiudo gli occhi ha sempre l'immagine davanti. Il poliziotto che prendeva fuoco, lui tutto incendiato, di qua, capelli, faccia, non si capiva niente. C'era un debito di 10.000 euro. La banca mette all'asta la casa, per 26.000 euro viene comprata questa casa. Così? Almeno, sì, sì. E ieri è venuto l'ufficiale giudiziario con l'avvocato per cacciare fuori le persone e per far entrare questo nuovo proprietario. Queste sono persone senza cuore. Sono persone, io vedere le persone soffrire. Sui leggi che sono sbagliate, sono le leggi. Mio zio bruciava vivo, erano messi così e lo guardavano, non gli davano neanche aiuto. Mio zio là che bruciava e l'era messo là, che lo guardava. Povero uomo, dove si doveva sbattere la testa? L'unica casa, l'unica casa se l'ha fatta lui con tanti sacrifici. Se l'ha fatta lui, di notte, di giorno, di sera, la mattina, quando non lavorava. All'ospedale di Vittoria è ricoverata la moglie di Giovanni Guarascio. Ma il medico dice che qui non può essere curato. Anche lui lo sa, anche il medico lo sa. Però prognosi riservata. Siamo in prognosi riservata. Ve la comunichiamo? Può Sì. morire da un momento all'altro, ve lo comunichiamo? Questo è. Loro sono gentilissimi, disponibilissimi, ma non siamo nel posto giusto. Lei è quella che stava all'università? Sì. E ha lasciato? Sì, perché non ce la potevamo più fare. Volevamo riscattarci la nostra casa, la nostra prima casa, e a quanto pare non è stato possibile. Hanno portato i miei genitori a gesti estremi. Se volevamo riacquistarla da questi nuovi proprietari, dovevamo sborsare 60.000 euro. Speculazione? Sì, sì, esatto. Perché i nuovi proprietari l'hanno pagata Quello è il termine 26.000. giusto, è speculazione, sì, sì. Ogni mese c'erano sempre interessi nuovi, sempre interessi maturati. Perché non si fa niente per fermare e per tutelare le famiglie che hanno una sola casa fatta con il sudore del proprio sangue, gli onesti cittadini. Questo è un diritto sacrosanto di ogni famiglia. Voi siete 3 figli? 3 figli, sì, mio fratello lavora fuori. A Ferrara? Sì. Io studiavo pure su, poi sono venuta giù perché comunque non c'erano più possibilità, e mia sorella. Quindi anche l'unica persona che comunque lavorava in famiglia era mio papà. Adesso non sappiamo più come fare. Anche saltuariamente? Saltuariamente, sì. Nella sede di un partito c'è una persona sfrattata alla quale l'amministrazione deve dare un monolocale con un cucinino e un bagno per vivere. Ora, qua ci sono i quadri di Gramsci, Togliatti, di Vittorio e chi de Caringia. Dormiva in una motoape tanta, in un locale dove ormai i topi se la stavano mangiando viva, non la potevamo lasciare là. C'era questa stanzetta con quest'orto nella sezione e lei sta qua, però non può stare qua, è una persona, ha una vita, una sua vita. Stia tranquilla, signora. Non sta bene. Io ospedale per essere. E perché non vai in ospedale? Non lo posso lasciare con questa situazione che c'è. Non lo posso fare. Vabbè, ma è più importante la sua vita. La vita mia si finì ormai. Equitalia in Sicilia si chiama Serit e alla Serit di Vittoria si vendono all'asta case e aziende di coloro che non pagano mutui e bollette. Case, abitazione tipo popolare, piano terra, 34.000 euro. E queste sono le case, poi le macchine, le cose. Perché appena non può pagare.
Non c'è né pensione, né case, né niente, non hanno rubato tutte cose, per me non è una cosa giusta. Io sono qua ipotecata. La mia azienda è stata messa all'asta, questa azienda che è 9 ettari e mezzo è all'asta. Perché l'hanno messa all'asta? L'hanno messa all'asta perché... E lei ovviamente hanno messo all'asta l'azienda e anche la casa. Sì. Io praticamente ho fatto un mutuo quando ho fatto un opificio, perché io mi occupo, sono sia produttore che mi occupo di commercializzazione. Il prestito era di 1.400.000 euro. Lei quanti soldi deve dare alla banca? Io alla banca allora dovevo dare 600.000 euro. L'azienda che è stata acquistata per 830.000 euro, adesso che già da 3 anni che è all'asta, adesso siamo a 47.000 euro. Cioè se io do 47.000 euro mi compro tutto? Si compra tutto. Si compra un'azienda di 9 ettari e mezzo con una villetta che c'è là, che l'ho comprata così, di 250, un'abitazione di 250 metri quadrati, con 46.000 euro. E se domani dovessero venire i nuovi proprietari? Chi la comprerà? Perché chi la comprerà sarà solo uno speculatore, un usuraio, uno sciacallo. Chi la comprerà, io darò fuoco, e me ne assumo la responsabilità, a chi lo fa, a chi la compra, perché così dobbiamo difenderci, visto che manca la politica. Siamo a circa 50.000 aste. Aste? Aste. È una cosa terribile. Ma perché? Ma su quanto? Perché... su quanto? La popolazione sarà è 72.000. 72.000. Quindi vuol dire che persone. sono tutti all'asta.